Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. È stato arrestato il 75enne che alcuni giorni fa ha colpito con un'ascia la moglie a Serra di Falco nel Nisseno. La 66enne era finita al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con ferite alla testa, alla mano, al seno e al volto. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato. La misura è stata convalidata poi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, Valentina Balbo. Un anziano di 82 anni è morto a Partanna mentre era alla guida di un trattore che si è ribaltato e lo ha schiacciato. Nulla da fare per l'uomo che all'arrivo dei soccorsi era già privo di vita. La vittima si chiamava Giuseppe Armato Barone e aveva dedicato tutta la vita all'agricoltura e ultimamente era impegnato nella coltivazione di un terreno situato in contrada Cassaro. E nelle scorse ore un 39enne è stato ritrovato senza vita all'interno della sua abitazione a Monreale in provincia di Palermo. L'uomo di origini indiane era conosciuto dalla comunità in quanto vendeva merce in giro per la città. Le cause del decesso sono ancora sconosciute, ma sembrerebbe che si sia trattato di un infarto fulminante. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e il medico legale. È stato assolto l'ex assessore regionale al territorio Maurizio Croce per la nomina di Francesco Vazzana, direttore generale dell'ARPA Sicilia. A deciderlo i giudici d'appello della Corte dei Conti. La procura contabile, alla luce della sentenza del Tribunale del Lavoro che aveva dichiarato illegittima la nomina, contestava all'ex assessore un danno erariale di 462.000 euro, ma la sentenza della Corte d'Appello, sezione lavoro di Palermo, riformando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto la nomina di Vazzana esente da qualsivoglia profilo di illegittimità, facendo di fatto cadere le accuse a carico di Croce. Ed è tutto per questa edizione, al prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18.